Secondo appuntamento del convegno Salute oltre la città. A Pieve di Cadore il focus dell'ULSS 1 Dolomiti sulla sanità di montagna. Il confronto con l'obiettivo di analizzare le migliori soluzioni per ottenere equità assistenziale in territori difficili, in cui le reti emergenziali e le molte innovazioni tecnologiche a disposizione possono essere decisive. Con l'occasione è stato presentato il monitoraggio di Agenas sulle reti cosiddette tempo-dipendenti e i primi risultati sono più che incoraggianti. Abbiamo voluto sviluppare questa esperienza di gruppi di lavoro proprio perché è importante che ci sia questo confronto, no, tra la realtà locale nostra e esperienze regionali e regionali in particolare quella del Veneto, e i dati sì, non sono male, ecco, e siamo sempre di fronte però a dei dati che possono essere migliorati, e questo è il nostro obiettivo. La rete dell'infarto, la rete dell'ictus, la rete del trauma e la rete appunto del neonato sono delle reti importanti che devono essere continuamente sviluppate, manutentate, ampliate, e questo è quello che vogliamo fare. Abbiamo una rete ben strutturata, abbiamo deciso di confrontarla con dei dati, con delle misurazioni, perché misurare è l'unico modo per poi poter migliorare e per avere un riscontro oggettivo. E in effetti, in sintesi, vediamo che a livello regionale siamo discretamente posizionati. Un lavoro di rete importante per il futuro del sistema sanitario di montagna, il cui obiettivo è rispondere in maniera forte e tempestiva alle necessità dell'urgenza. Rafforzare la rete perché vogliamo migliorare continuamente le prestazioni e il ritorno di salute per la popolazione. Però le prestazioni della rete dell'emergenza nel Bernunese, nonostante un territorio complesso, sono già eccellenti. Non esiste più l'ospedale piccolo di montagna o di aree, come dire così, territorialmente difficili, ma esiste appunto la necessità di collegare queste aree con là dove abbiamo appunto ospedali che possono rispondere alle esigenze delle persone in maniera forte, reale e soprattutto appropriata. Non soltanto per chi vive in montagna, ma anche per i turisti che qui arrivano numerosi.